sono nasciuto a Torreano di Martignà, nelle nostre famiglie Basaldella, io mi chiamo Basaldella Medi, sono nasciuto il 16 aprile 1926 a Torreano di Martignà, che viene il mulino là, e dopo siamo io a Buie, dal Vicchie e Vot, e si andiamo qua a Buie. A Buie ho vinto quando c'era mio padre, una gente molto, molto buona, molto brava. Perché che a Buie, intendeva il fattore anche che i Buias, tornati in Germania, perché quando sono arrivati i tedeschi, nel 20 settembre, tutti contenti perché a Buia erano tutti i vecchi che erano tedeschi, ci vuole di questo. Tornati in Germania. E sono arrivati gli americani, dal 45, tanti parlavano inglese, perché? America. Allora è un paese, Buia, è un paese, si può dire cosmopolita, c'è? Un paese, andando là che, e anche come io ho cercato il francese e l'inglese, qualche volta, quando viene di qualche stupidità in sono storie, per capisci, si cercare di fare inglese e fare francese. Insomma, le biere, Buia, perché emigrante poco o troppo si è visto qualcosa, si è veduto, usi e costumi di altri popoli, c'è molto che si comporti, il grado di cultura, via avanti, insomma. E mio padre diceva che a Martignano non è stato tornato più, non se ne è tornato più a Martignano, perché a Buia si è andato al mio. Viene masonale brave per fare le polente e portarmi il formaggio per masonale per fare il pan, i macarons, i gnocchi cosiddetti, i tadès. E si gettavano dal mulino e dicevano ci vuole vadi a compare, ci vuole così, e tu ci vuole, e a casa devi fare le vacche. No, Gimo, tu aspettare che cambi le lune. E tu, Pieri, e le bursette ci ti hai fatto? No, dunque ieri verso i presi di lui mi vede benissimo. 16, dunque era stato il marchiato di San Piero e Tarcin. Sato diceva che a Tarcin, diceva a San Pieri, i purgitosi hanno venduto anche a 30 francs. Ti diceva, mi naresti proprio bene che mi facesse un voto, diceva, così diceva, di mettere in comunione le frutte e di chiudere le scarpe del vestito, dopo un par di bergonzio, e dopo di chiudere le cotole alle femmine, e dopo di pagare anche le predial. Stasse, no? C'era il predial una volta. E si continuava a chiacchierare poi dal manco, le blave, si mondeva, il formento. Come hai errato di mettere 50, perché dicono 50? Perché dopo date il formento e seminare che 50 e in 50 dici allora è pronto di raccoglierlo, di chiapparlo su. Cioè si faceva con 50, con 50 si metteva un 20% blave dure che era il dente di cavallo per fare che vedi poi dolce le polente, e in poi si lo macinava sulle muelle per fare le farine per fare il pan di sorc. Dice cosa stava il pan di sorc? E metteva un po' di sale dentro, si metteva il 10%, dopo quando si poteva, che aveva le uve sultanine, costava 20 centesimi, 6 buste, ma per non bere, ci mettevano fenoli, le nostre femmine, le nostre sveglie si facevano su, che il panettone mota o Alemagna, che roba lì, roba di puttà, te si mondessi in confronto. È arrivata una femmina con le cariole a Mulino. E mi ha detto, Mulinare, c'è da casa con io. Che dice le femmine
farine per polente, ma non sta a farmi tante semole perché non hai blava, quella chiudo. Miseria spagare con i cones. E chi dice Italia le ponte del panole, che tu mi mangiano queste muole, quelle semole de blave che resta, che gli dai una giumiele, anche ai vacche che mi fa il latte. Una giumiele c'è, un punch, giumiele per fulano, vero friulano. Diciamo, ma sono e è partito con le carriole, arriva un'altra col chiaruccio, lavato Ansole, aspetta un momento, no, dice, quella a casa, dice, come si fa per modo di dire, c'è molto calere che si, l'amore fra una persona che altra, c'è molto calere che si aiutava un con l'altro. Dice, quella a casa, dice, c'è tutto da fare, dice. Ieri sera, a quando c'è le vacche, gli è passato il piede, dice, aveva i mulos, i ciucui per italiano, i bui di mulos. E allora dice, non vedo nero, non può camminare. E io il fin partiere, io di via del stale, di via del Pursis, di via dai frutti che mi vengono di scuola, in scuola fa su in coda e dopo in cola il fin. Non sta preoccupate, c'è che altro, non sta preoccupate. E io e Pieri, dicendo, tu vi a casa tu, vi dal malato, vi dai frutti, vi che cosa si fa, non sta preoccupate per il fin. Quando le dimenava, noi intanto l'incomodo, cioè farlo su, metterlo in coda e fa il col. E domani binoro lo butto io così su e dopo chiappino il mio mus, dice, che è di Giovanni, col chiaruccio, col chiaro, se ti viene a casa il fin, non sta preoccupati. Tirando le somme, dal mulino era un ritrovo. Si chiacchierava di tutto. Un digno pare, aveva fatto un crick, non so c'è muto, e io avevo controllato il shine, scusate, hai te frutti, dice, dici che vai tu a fare il giro, dice. Sì, pare io. Vado a fare il giro, vendo i chiarvà, ho passato davanti a canoniche, le perpetue mi chiama Molinare in casa, che ha preso il sacco. Sì, che ha preso il sacco, aveva pesato un 35-40 kg, non mi vedi bene. Chiariato, vengo a casa, i Masani, dall'indomani a Binore, a 6, tornato a partire col chiaro, a consegnare, c'è che aveva masanato. E naturalmente aveva masanato per plevare. Aveva dischiariato, là che aveva dischiariato, e dopo, passando davanti a plevare, aveva dischiariato queste robe, le farine per fare polente, e il sacco di semole. Signor plevare, dice le masarie, lei è il mulinare che lo fai, sì, dice, mandi in locale, dice, io ho cominciato a tremare perché in lì fra le pore, diciamo ci vede soluzione di loro, come dai carabinieri. Boom. Trosbes, ma mi pare 35 centesimi, 2 centesimi di euro, cioè. Chi sono i besi, però dice, tu dimmi troppo che tu hai robato. Roba che non mi viene un colpo. Diventato rosso come un chiappone. Trema. Io, mie, e lui sì, alto a schiolto. Perché il Molinare c'è il sinonimo di ladri. Per l'amor di Dio. Alto a schiolto, nie c'è il plevano. No, dice, all'alto a schiolto. Siamo signor Dio. Non so se che mi è venuta che ispirazione di dire che c'è il plevano, che ho tanto per vivere. Poi ben, dice, se tu hai tanto per vivere, dice, va a confessare di me e di qualsiasi confessore che tu ti assolvi. Che ho i bes e va a chiare, dice, e sta qui, dice, sì, c'è il plevano. Ho tremato per mia tornata. A son di porta sacs, che spalle qua è un po' più bassa da sinistra, le destre. Tanto che è vero che una volta che facevamo i sartori, dove fai i vestiti per schiases, i sartori, le schiases,
Assieme sempre aggiungermi sulle spalle destre un po' di stoffa di più perché sennò era stuart. E sono stuart a Gimo. Comunque sia, il mulinare intanto, con che prodotti, con che roba che era, che voi non sai se arrivi, se chi casi chiama in mulini a ripresa, cioè lo dico, tu una macchina di fare più prodotti. Io con una macchina sola, sei buono di fare dei prodotti come che fanno gli industriali voi. Solo che in che volte era il mugnaio che doveva andare nelle macchine. Perché per esempio, macinando il grano, il formen per fare il pane e le paste, all'era il Mentana, all'era il Damiano Chiesa, due formen sono le volte debiti, grani tenerissimi. Quando ci macinava muele, bisognava stare attenti di non scaldarlo, perché al perdeva anche quel po' di nervo che aveva dentro, di tignince. Quando le venuto dal mulino a cilindro si capisce. Allora, quando erano, per esempio, erano i tons, i seconds, i prodotti della rottura, le prime rotture che si facevano dal formento, si preparava l'aria, che si è botox, veniva fuori queste farine, queste velo di farine, e dopo l'era il gries, il tont, il secondo, i gries seconds, i things. Bisognava stare attenti, specie con i things, di non stringere troppi rulos, perché si snervava, e dopo potevi ben buttare le vanne, non lievava, sarebbe massa stretto, si scaldava e perdeva le sue forze. Lì dipendeva tutto dal mulinare. Voi anche voi sarete buoni di fare il mestiere lì. Voi Cesar, vedete che il pan, voi, è proprio una roba, e metti le macchine in parallelo, e lì il formento, isa il prodotto scarto o isa il prodotto finito, è sempre che avviene sfruttato più se è grano duro non viene sfruttato tanto, ma il grano tenero, perché passando continuamente ci scalda il prodotto all'unisson, al furchiato, alla perduta le sue nerve. Mentre noi invece in che volte con i mulini a ripresa, con la stessa macchina, si faceva le rotture, si faceva le rotture dal formento. Dopo si passava i tondi, il tondo che pure da un semole e i secondi che sarebbe il nulli lo schello però mi è stato attento, non stringi tanti rulos, quel po' che si distaccava le farine del semole o dal semolino, dice così. Dopo l'era il farinaccio che dicevi, che viene fuori dopo le flor, le farine per fare il pane. Che il farinaccio lì una volta lo buttava insieme per sé. Perché se si prova, noi provavamo, sulle mani a slunghiare che sfarinaccia, si vedeva che le palme delle mani restavano ticumi, ci vuole vuol dire che erano le uole dentro. Voi invece con quel farinaccio lì fate tutti prodotti altamente energetici, mentre invece una volta anche le semole di blave, si trae fuori manco che era possibile. Voi invece con le semole di blave, il germe, se avreste veduto per televisione, l'olio del cuore del mais, ci vuole dire, che è il germe ha il vuole dentro, se tu un quintale di germe e ti rifugi 20 kg di vuoli, l'olio lolita del germe di mais. E allora lì che succede che vai in farmacia, acchiosci le fibre, perché in bagno non si va, mentre invece una volta tutti i prodotti di ieri, le farine, le polente, le farine che vengono dai supermercati, che roba lì, è roba di discariche perché hanno chiamato per tutto. E allora voi le quantità, non è le qualità, una volta è le qualità, voi le quantità. Perché in un naso di blava vengono fuori 12 prodotti, 12. Fuori il germe, fuori le farinette, fuori le seconde farinette, fuori le bramate e via avanti. E che in che volte invece che i teams là, era tutto insieme queste robe lì. Perché le prime rotture, per esempio, delle blave, è che il velo di farine vuoi fare il biscotto per chians.
Le seconde rotture e le prime rimagine, la prima rimagine sulle stacciature, sul temes, alle un temes fin che tieni fuori che fine e fanno il biscotto per gli umani. Se vai in dai negozi vedi biscotti fatti con le farine di mais. Dunque, per fare polente, che ti sa che sono a Torre, alle anche mo qualche mulino industriale, che al farsi prodotti come che erano una volta, sani e genuini, cioè ha tutto dentro. Ma all'industriale, e dopo, dal germe di grano turco, dal germe, oltre che tirare fuori il vuelo, c'è un secondo guadagno, e vengono fatti mangimi. Vengono fatti mangimi, dunque non è la qualità più, è la quantità che conta. I mulinari, se si capisce, famoso perché dicevano che rubavano, c'è roba. Dunque era messa di legge un calo del 2%, cioè se un quintale calava 2 kg, perché è chiaro. Se si prova per esempio una bottiglia di vino di 1 litro, travasata da 1 litro, non è più 1 litro. E è impossibile, pure succede. Sono stati dei casi, poi c'è anche di, ma non si può dire, qui che sono stati che durante la 15 volte, le farine che lava l'esercito metteva in jazz dentro, e metteva farine di riso, e le rotture del riso venivano almacenate e metteva in farine per fare pan. Ma che non era, il riso è un prodotto commestibile, si lo mangia, no? È il jazz, questo l'è fatto. E hanno disfatto una collina, attenzione, hanno disfatto una collina, tonnellate, uno dei più potenti mulini di quella volta. Allora, sì all'estate, ma succedeva anche questo, quando venivano i mulini giovani, siccome Frank non era, mulinare, tengono un 4-5 kg, come paese, noi non abbiamo una palanca da sacchette. Qualche volta se le faceva, là che erano i famosi che avevano, insomma, bonde, robe, blave, che robe lì. Ma là che non era, poi gli blave, come mi sono un caso, anche a me, va fuori di casa, ho detto, femmine frus, tu scegli di comprare le blave, le tue femmine va a lavoro, e tu dici, ma sapete le blave parlare di giocate all'osteria, dite, fuori di casa. Dopo andare di che in, per esempio, che chi è succeduto proprio qui a Buie, che e venne che sbilancia di una volta che bascule che teniamo su con le schene, noi invece avevamo un decimale, le pese che erano bolate, venivano controllate ogni anche dall'istituto metrico, che invece queste bascule, queste robe là che venivano su con le stagne, con le schene, e le ami al sacco, le chiedevano, tiravamo su via agli altri chili scheri. E insomma ogni volta comunque erano 5-6 kg, 10 kg, 15 kg di differenza. Tutto robato. Oh, sentite, dite. Allora una volta, e dite, come e vieni a dire con me. Che mi ha dato le robe di Masanà, mi vedi un po' di formento, un sacco di blave e un po' di saros. Saros e blave scarte per bestie, scarto. Sono un decimale che era appena volato, pesato, mi pare che era ridotto un quintale 80, una roba del genere. Allora viene qua con me, il vin pesato, e hai masonato. Lui le aveva pesato a chiesa prima, senza diminuire, mi pesato. E dopo ti ha passato sul cavallo, gli ha dato sui sacchi e l'hai portato a casa tu. Come hai detto per esempio tu? E facevi 12 kg di poi. Allora io tu dite gusto se calè. E allora come dite? Gusto? Mi dispiace? Ma dei clienti sono costretti a perderti, perché barove ogni volta noi vogliamo di fanto. Timmi di miserie, sentisci a dire che ci aveva rubato, andò là con lei le bilance matte. No, non è nome che il fatto. A lei
che le contava a Tor. E insomma, erano di tutti i tipi di gente. E i mulinari si vengono di glotti, si portavano, sentito tutti i pecciosi tutti, no? Perché e contavano di quel, di quell'altro. Il mulinare aveva sentito e te sei. Malgrado questo, si è sempre tirato in avanti con un'armonia e con tutti. Vite si chiama, perché da Stato, noi che facevamo che l'avevamo torto il cavallo, alle 4 bisognava saltare fuori, non viene si stava fuori alle 5, alle 6 si vede già partire. Dunque si vede di arrivare alle 4, si vede di dare di mangiare al cavallo, dai un freddo di bene, dai dei bevi, chiariare chiaro, mette su Dulce che commentava e tira addosso il comando al cavallo, taccalo e via avanti. E dunque viene col freddo, alle 6 si vede partire, perché erano 5 ore di viaggio, tornava ogni mezz'ora. Io che facevo vendoi e treppe e buio sul grande, sul spicciolo e San Floriano. Comunque si era contenti, c'era un'armonia, specie quando veniva Mulingli che contava di quelli, si contava dal Pui dal Manco, si vedeva che era un certo, come si chiama, amore, ecco, fra le Indie. Ma come diceva prima, veniva a Mulingli. Erano famiglie, per esempio, di Godesio, che venivano a Mulin, e venivano le vecchie, le cape famiglie, erano, sai, in 15 volte famiglie, mi pare. E dopo venivano le sos Bruce, le nore, per italiano, Bruce, per là, portavano un grande di roba, sempre un 7 volte quintai, si sentavano di fuori, sulle banche, lì era altra gente che veniva a Mulin, e lì uno faceva e lavorava con i fieri, si faceva i chiaccios, che altri regolava i bregoni dall'uomo. Insomma, non perdeva in tempo, mai in chiacchiere, sempre al di fa. E lì chiacchieravano semplicemente, senza tante grandezze dal Pui e dal Manco. E era biel sentia, era un'armonia, un amore, era così, era come un amore proprio. Vero e profondo, insomma, era una semplicità, non era come Calevue, grandi parole, insomma, semplice. E diceva, Mulinar, si mutise, gli occhi da via col cavallo. Arrivava a Chiarvà, le prime robe sulla piazza, e mi diceva, Mulinar, si mutise a buie, al plot, e vorrei un po' di plove, perché sennò le spatate non vengono su. E venirà che l'altri. Diciamo che mi è morto di fame, poco troppo era sempre venuto. Dopo si tratta di famiglia Mulinare, chiaro in capo, bevo un brulè, se era freddo, sì, brulè, io lo potevo bere, mai nada. E offrivi le tazze dal vino, il caffè, allora era un'armonia, insomma, allora era un mestiere pesante, perché era in sacco di buttato, ma col comportamento di lui che si comportava, come con una semplicità enorme, le stracche non se le sentiva. Allora, a proposito di pagamenti, di pagare masanate, erano 2 francs a quintal. 2 francs a quintal si corrispondono a 2 centesimi, 3 centesimi di euro. Francs non era. Qualcuno diceva, Molinar, tegnimi brave, non hai besi pagati, il mondure. Qualcuno diceva, Molinar, ti paghi le prossime volte? Alle poche anche le sparite, le libri. Poi no, quando muore in 39, mi vede sempre. Era una femmina, Ansule, di sottocolle, donne troppo date, 25 centesimi, e noi bes. Lui non sapeva che era, e ha scritto che femmine 25 centesimi sul registro. Durante la guerra poi è stato un disastro. È stato un disastro perché venivano fuori le tessere che non avevano blave di poter masanare un formen, le compravano. Ma
brava, i beh, erano. E allora là di noi, come si diceva dal registro, da SPAES, chi che non parla, che parla una volta ogni tanto, si segnava, e veniva lì pure int, de frus, miseria di questo marun, bes di quai, murinar, altro un 2 kg di farina che fa da polenta che fosse, già, va, ti parai, pesa mangiare intanto. Allora perché che Borgio Barra è morto onesto e contento? Perché non hai approfittato mai delle disgrazie altrui, di chi altri, per fare i suoi sporchi interessi. Che salvezzo roba, mio pare, treto, spar sac, perché i miei mulini sono stati miliardari. Non l'ha mai fatto. Alla vita, le robe robate non ha durante. E si vede sempre, si vede sempre. Comunque, dopo è venuto il voto di settembre, che schia è un particolare, che bisogna dirlo, sono rimasti tutti. Tutti hanno fatto le famose organizzazioni top del lavoro, tutti vengono a lavorare. E per schiato, sa che era pure Inter, è arrivato un franco, perché l'aveva lavoro con tutti. E ordame 5 francs l'ora. Un chilo di farina costava 20 francs. Insomma, andare a tanchi a la carità, era una di Clemone, veniva a la carità, e aveva 3 frutte, se un frutto, e là lavoro con tutto adesso, con l'organizzazione top, e veniva io e dice no, non sono venuto a la carità, come lo spai, e poi spaiavo, perché i frutti sono lavoro con tutto adesso, con i mox. Sono arrivato lì. Beh, che settimana passata mi ha portato ogni 130 francs. E vedo un po' di farina, io non so pai, non sono venuto a cercare la carità poi. E allora è vendata, no? Sì, è semplice, si dice che quando è passato stanchi, sarà stanchi di contare. Tanti esempi di miserie, di abbondanza, di tristerie, di... sì, l'ompale, quel calè. Ma non arrivi a capire che noi insomma non siamo niente, siamo zero, è inutile che vedi che l'odio fra noi, come che le vuoi, che tutto che sempre che là, due professori, non si... Era umiltà in che volte, chi è là, era umiltà, poi ci fa, la gente era umile, insomma non sono parole che puoi spiegare. C'è molto che era le vite, c'è molto che si udava un culatro, c'è molto che si rispettava, uno aveva un malato in chiesa, io dal malato che ti faccio testare, voglio portare fuori le danni, voglio che fatto sul feghi, voglio che fatto sulle blave. E si udava un culatro, no? Insomma, all'era un amore dai paesi. Naturalmente le guerre finite e si tornava a plombate miserie che era prima. Si continuava a masanare, si continuava a coltivare blave, formenti, tune famè, e mentre seminava in formenti, seminava in blave, seminava in elguardi, seminava in le vene, e andava in mulin, e il guardi si è continuato a un po' a portare il mulin di Pilalo per fare le minestre, che è una buona minestra, guardi e fasui, con i dovuti condimenti dentro, e si è andato in avanti fino al 50, aveva già cominciato l'immigrazione, Svizzera, Argentina, via avanti, aveva già cominciato subito dopo le guerre. Comunque, in plan, un po' alla volta, i paesi sono spopolati. È venuta che generazione industriale. I piccoli mulini, uno alla volta, artigiani, mulini a ripresa, come che sono
ok? Sono spariti perché nessuno poi faceva come si faceva una volta. Io ogni pare dite dal 53-54 e ogni pare dite, vi ho bene dite, che di chi in davanti il contadino diventa su roba e la dice le robe fatte, come per esempio i mangimi si preparare, invece di volte fare i mangimi a chiesa per pulcit, si doprava le semole che restavano de blava che si mezzanava dopo le sponte spagnole che si mezzanava assieme le semole sulle muole per fare il pastone al pulcis e dopo un po' di date te mangiatori e svaglie al pulcis si aggiungeva tutte le talpe di loaf queste semole che sponte di panone per le blave guaste, l'asino in guaste c'erano patate, scuse di patate che stavano a casa, insomma un po' di tutto. E invece subito dopo ho cominciato a fare i mangimi bilanciati. E a casa dal pastone, dal pulcit, si metteva anche un po' di foglie di olme, ben triturate, poi in polvere che era possibile, ma mi domani che voi ci serviva le farine di olmo e serviva che faceva teneva le schiarse e conservava le schiarse dal pulcito per fare il salame nel suo proprio di carne, il suo colore naturale. Non si usava il sal, create sal che faceva venire chiaro nere, dà un buon sapore, però la chiara non è che poi. Invece di coltivare è tutto naturale, perché dopo invece qui mangiamo si è cominciato farina di pesce buttata dentro, farina di ossa, insomma un po' di grano turco, un po' delle miscele che fanno crescere le specie con una velocità, prima partire su per esempio un polleccio e voleva in 3 mesi, come qui mangiamo un polleccio non vengono in vista, per dire tu, perché ha dei condimenti, sì, condimenti, delle robe dentro che dà un sviluppo fenomenale. Chiaro, però non sanno niente, i uesci vanno in farina, mentre invece che volte i uesci erano in dorso, non si roseava quei denti, che aveva avuto i denti, tanto poi che voleva uno, arrivava da non rompere. Sì, è le quantità, non è le qualità, no? Una volta, che volte invece è le qualità. Tutte robe buone, va bene, che miseria, che era po', ma un rugliano, un murel di muset, attaccava tai lavres, come non attacca poi. Io sono robe, io sono in contatto con dei gabinetti chimici, dei grandi mulini, e gli addetti mi dicono, gabinetti di analisi, che analizzano i prodotti che devono essere macinati, e mi dice che un quintale di blava di UE non vale 30 kg di una volta, come vitamine, come sostanze nutritive, insomma. E le quantità, una volta era la qualità, perché no, tornando un punto in da ora, ogni anno si veniva là a usare i rullos da cilindros, e là aveva una blava da cilindros che vuicava come balins d'acciaio. Mio padre invece ha lavorato 15 anni, senza mai riato, senza mai usato i rullos. E là aveva una blava come che la si usa, vedo che sgomme che si scancella là i frusti. Perciò, invece di che volta lui cave, specie il blava io so, si sentiva cling 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 dentro. Ogni anno usai i rullos, ogni anno si aveva usato. Mio padre ha lavorato 15 anni senza mai usato e stava in mo. Sì, il mulino l'ha distrutto al terremoto, no? Ma pensavo dopo non fa poi perché così, con la via perduto gli contributi. Bene, va bene, questa roba è passata. Ma comunque,
e facevi usti, fai 15 quintali di blava tal chiamo. Voi fanno 60, ma le sostanze, qual è? L'ise le sostanze. L'ise, non è. Le polente non sono niente. Penso che chiamano fuori i principali prodotti nutrienti. Il germe, le farinette, che le dolce che dà quel buon sapore polente, e il germe che ha il buoni dentro, che dà il profumo, e tante, insomma, in che volte invece no, che volte avere il prodotto sano e naturale, non era elaborato, vuole elaborato tutto. Capisco che vuole poi ci mangiare di una volta, ma in fondo, che volta avere poi ci mangiare, però era sanissimo. Mangiamo una fetta di polente, era nutriente, poi una fetta di polente c'è, nutriente niente. E sai che a minore, che mangiamo il caffè latte, era sciorso col pane. Che era per cui che potevi mangiare a minore un frevolo di latte pure polente. E dopo il giuff, le meste che disegnano voi, le meste, col vino o col latte. Mezz'ora dopo, in mia scuola noi ti film di. Voi invece di mezz'ora dopo non te pui, si cola, ti fanno. Ci sono quelle vitamine, non è che quel potere nutritivo che era in che volte. Per me il mulin era è stato uno scoviarte anche per necessità, perché lì era comunque proprio te, ho fatto contatto diretto col mulin in che volte de trebbie. O sei là dal mulinaro, dall'operaio, e se si può venire a lavorare in te trebbie, io ho cominciato a trebbie a Pasian, perché erano le trebbie fisse una volta dai paesi, e partivano in Cucchiars, e partivano in Forment, il Siale, il Guarding, col Chiar. E si batteva, e insomma dopo si facevano le sbalis, che squadradi. Allora gli domandavo, non si può venire a lavorare, e dite no, in te trebbie, come? E lui dice, sì, noi abbiamo bisogno ma tu sei un frutto lì, tu sei spicciolo, tu vieni a fare questo, no? Tu sei sensato, ho finisco tu di senza a dicembre, dite, no? Orpo, dite, ma abbiamo bisogno che domandi al Paron. E va bene, allora, dopo sono tornato dal domani, e da frattempo avevo chiacchierato col Paron, insomma, e ha detto, beh, vi ho tu. Mi ha detto sì, tu dici a Tomari che vieni a firmare, perché in che volta era così la firma del genitore, no? O chi ne faceva le veci. E mi hanno tolto lavoro dal Molin, anche perché che ero in due fruttas, che ero in stasi requisiti, detto, io ho dice requisiti, io avevo in partas via perché ero già in età, ero dal 20 volte e dal 27, no? E io avevo in partas via a lavoro con le top. E lì era il Molinar vecchio, pure Beppo, e dopo lì era Genio, e dopo ero io. Io mi ha piaciuto di morire, diventavi matto. Mi veniva in un momento, c'era in un momento. Io dico, schiariare il chiaro, biel, come mi pensi come. Allora queste persone anziane, dopo avermi insegnato chi le tramoglie, che si butta giù, chi tu alzi su perché va all'elevatore, mi ha spiegato un po' tutte le tende cinghi che se ti chiappi un ciosso ti svolmeni, no? Che il purcit poi grassa la che dal mulinar. Ma è vero, no, è vero. Ma però tal mulin non si butta via noi, Il mulin al va scovato finché ha di sei sempre lì sono grandi di blave, si butta sempre in tal gamelot, si viene fuori tocco di spali. In talom, ogni 3-4 giorni tu dai col tames, tu tiri fuori e dopo tu masanis, no? Ma dopo a lei anche al che de mundure, no? Perché
le mondure, avere un tan di cali, un tan parcente sul cali, no? Sulla macina. Le domeniche, no? Si va a nettare il mulino, le domeniche mattine si va a nettare il mulino e tutto, e si masane che robe lì, e si parte al paron. Dunque lì dentro sono grans di blave, grans di forment, sono un po' di tutto, e dopo le scovacci, no? E si tira fuori come spai. Masanat quel, viene buttato dentro anche quel del mondore, no? Perché insomma, non è mica che cale tante blave, ma il molinar, adesso avessi rangiato per secondo, insomma, è il mistero, era quello, insomma, no? Che di avessi rangiato. Venivano lì, contavano tutti i peccios, no? E una sera, con che erano a Masanà Palamasso, che non esiste di che è. Con che Masanavano le sere, via Pegnot, al venive ad Ami un eman, un di chi fruttas che era in culetto, ma venivano, per farmi compagnia, se si rompeva qualche cinghia o qualche cosa. E era venuto Mario. Mario disse, facin il pan. Facevano il pan con le farine, no? Allora, voi fuori, ciullaghe, dopo vendete lui al mesedave, faceva là, e le faceva in quei, suntune stue di che di riscaldare, che gli era fatta, gli era fatte rotonde, quelle spirali, no? E mettevano le bande per solo, dopo le paste, se me facevano le paste, le facevano il cioso. Se non che, io, dopo voi fu sul salto, un splendore, ma se us dice una roba, occhiali erano in Bengala. Oddio, mamma. Allora chiappi il telefono al paron. C'è paron, alle l'allarmi, vai fuori, vai via. Ma ci pare tanto di che pure. Ci ha lasciato tutto impastanato, no? Il mulino aveva appena buttato dentro un sacco di blave e tirato via che l'altri, ma i buttato dentro tanto al correve, no? Allora si vio col bombardamento, dopo il bombardamento io sono scampato via, no? Tignò. E state le disfatte dal campo di aviazione di Chianfuarmit, in che era lì proprio Luan Drasat, lì è stato l'ultimo grande bombardamento. Ma c'è poi tante di che pure. Dopo finite, io se studiassi Bengala, ho si tornato al mulino e è venuto anche Mario dal mulino. E il mulino andava tutto spiano, voi, a correva a voi, col bombardamento in manciata le correnti, alle saltate il parallelo, no? Allora se non c'è il parallelo, va a voi, il mulino, dopo le turbine, senza registrare, senza nuove, al correva là erano rotti scinghi, mamma mia. Come stanno disfando tutti i mulini, io sono sicuro, tutto sapeva. E ho cominciato con le Vespa, avevi le Vespa, ho cominciato a fotografare i mulini, c'era i paesi, no? Ho visto il paese. Lei invece il mulinca, ma qualche volta, ma c'è vento a Cirica, no? Erano gelosi i mulinari. E vi ho detto che fate mulinare anch'io con i frutti, ma tu come, no? Invece un po' che smaglia il mulino, sono gelosi, sono di che, boh. E ho cominciato a fotografare questi ciosoli. E dal 1980, dopo che avevo ingrumato un grum di robe, non so, invece avete finito a cassette, che robe lì, no? Ho fatto le mostre fotografiche e ho fatto le mostre dai mulins e tutti i posti, perché fotografavi anche i posti, no? Dopo le mostre là, e ha girato un po' il Friuli, io sono arrivato anche a Torino, pare, a fotografare Furlan di Torino. Tornando sui mulini, io levi a fare queste riprese, come voi dite, ho levi con le Vespa, voi dammi le Vespa io. Ho soilato a quel di Varian, mi ha detto un mio amico,
va a attaccare di varian, che è anche mo buon. Allora voi attaccare di varian, mi presenti, te sei così, così, così. Alto là, mi ha detto. Alto là, io voglio dire che come mi pare via, come un chiam. E il mulino a lei, come io te fa sviodi, però non ti lasci fotografare. Perché? Perché coi di Natale il mulino. Guardate non crodares, ma sono tornato le settimane dopo, perché io ero anche a lavoro, no? Sono tornato le settimane dopo, di Sabide, e lui mi aveva detto, ma non tirami via le stelle di Rhein, perché erano piene di stelle di Rhein, non tirami via le stelle di Rhein che sono tan belle che mai. Mi ha lasciato su 4 stelle, dove che voleva lui? Sotto schialin, perché erano schialin, e sono schialin come chi, sono le foto sul giornale, sul libro. E dopo all'anno tutto il corso di Aghe, che lei era in sport, no? Mi ha fatto un libro e io ho fatto una bellissima documentazione. E dopo mi ha portato in chiesa e mi ha fatto bere un tè, tanto entusiasta che mai. Per me i mulini sono due bei. E hanno tutti una storia, ogni mulino ha la sua storia. E non saprei dire qual è il più bello. Io i volevi bene a quel di Pasian, ecco, a quel di Pasian i volevi bene, che non le pui. Chi non vuoi davanti col discorso perché proprio mi viene tristezza.